La Commissione Pari Opportunità della Regione del Veneto chiede con forza l'inserimento della doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale, perché è ora che le donne del Veneto siano protagoniste della vita politica di questa regione ancora più di adesso. Solo 3 donne presenti in Consiglio regionale danno poca idea di quella che è la realtà della nostra società veneta. È una grande possibilità perché è la chiave di volta che permette alle donne di essere più numerose, essere più elette, contare molto di più anche in un consiglio regionale che rappresenta questa regione dove le donne sono fondamentali. Noi chiediamo che venga inserita la doppia preferenza di genere perché riteniamo che in questa situazione, non solo in regione ma anche in Italia, in cui le donne sono molto poco rappresentate, ci sia comunque bisogno di questo strumento, almeno in questi anni, perché questo strumento, oltre a permettere di inserire più donne all'interno del governo della regione, può portare anche dei cambiamenti culturali in questo senso. Poi quando non ce ne sarà più bisogno, non ci sarà neanche più bisogno della doppia preferenza di genere, però intanto in Italia, in regione, noi abbiamo bisogno di questo cambiamento, perché riteniamo che noi donne siamo capaci di portare una cifra diversa alla politica.